L'Akragas Calcio comunica l'ingaggio del centrocampista Giuseppe Di Salvo del 2001 proveniente dall'ASD San Luca, una formazione del campionato di eccellenza della Calabria. Il giovane centrocampista originario di Ribera, della nostra provincia, ha vestito la maglia della Primavera del Cosenza e del Calcio Foggia 1920. Giuseppe Di Salvo è un centrocampista centrale, ambidestro, bravo a giocare sia come mediano che a ricoprire il ruolo di mezzala. È cresciuto calcisticamente nell'Akragas, dove ha disputato i campionati giovanili. L'approdo nel calcio professionistico è datato 2017-2018, quando viene convocato dal tecnico della prima squadra Raffaele Di Napoli, che lo fa esordire contro il Catania nel campionato di Serie C. Di Salvo, che vediamo nella foto con il presidente Sonia Giordano, è già a disposizione del mister Francesco Di Gaetano per gli allenamenti del gruppo. Sentiamo in merito lo stesso Francesco Di Gaetano, che interviene sulla ripresa degli allenamenti di gruppo e sul nuovo format del campionato di eccellenza che ripartirà prossimamente. Sono belle sensazioni, sono sensazioni che quasi avevamo dimenticato, no? Perché le avevamo messe nel cassetto in attesa appunto di ripartire e non si vedeva l'ora, e fortunatamente questo ok è arrivato e quindi si rimette in moto tutto quel meccanismo che comunque può dare la possibilità alle persone di lavorare, non solo ai calciatori, agli allenatori, ma mi riferisco un po' a tutto l'indotto, quindi parliamo anche di staff sanitari, magazzinieri, ma lo stesso i fornitori degli articoli sportivi piuttosto che sanitari, quindi è tutto un po' un sistema che si rimette in moto pian piano per cercare di arrivare alla tra virgolette normalità, che è la cosa che tutti quanti ci auguriamo, però è ovvio che per poter andare avanti in questo periodo occorre comunque essere tutti quanti responsabili e attenersi a quelle che sono le regole che ci consentono di proseguire questo campionato. Allora, il format secondo me non deve piacere, va accettato, ma non si può nemmeno pensare al format, perché comunque sia io credo che occorra fare un ragionamento. Allora, noi dobbiamo far finta che, o meglio, facendo un conteggio con le partite del format e quelle che servono per finire il girone di andata, se non erro sono circa 15 partite. Quindi noi dobbiamo fare finta che ci stiamo giocando un campionato normale e fino alla 14ª giornata siamo a pari punti con una squadra. Quindi l'ultima giornata potrebbe essere quella decisiva. Quindi se la attenzioniamo in questa maniera, secondo me possiamo fare sicuramente tanto e abbiamo l'obbligo di farlo. Se invece siamo lì a pensare di concludere prima il girone di andata, poi c'è il mini torneo, il mini quadrangolare e cose varie, lì magari può subentrare un po' di distrazione, ma non deve esistere. Quindi per noi mancano 15 partite alla fine del campionato e sappiamo che siamo a pari punti fino alla 14ª con una squadra. Poi lo scontro diretto ce lo giochiamo all'ultima partita. In attività, sempre tra parentesi lo metterei, perché comunque sia colgo l'occasione per ringraziare intanto la società che ci ha consentito fino a quando si è potuto di stare qui in sede, quindi mi riferisco soprattutto ai primi periodi in cui ancora c'era molta incertezza. Poi è ovvio che per questioni di logica siamo dovuti andare ognuno alle proprie case, però lì ci siamo organizzati e contestualmente con le varie zone che erano rosse, gialle, insomma di tutti i colori, siamo stati bravi a organizzarci in maniera molto professionale, quindi i ragazzi hanno svolto sempre dei lavori sotto la nostra cura, cioè cioè noi eravamo sempre lì presenti, quindi ci siamo divisi un po' il lavoro. Qui ad Agrigento c'era il prof con il preparatore dei portieri e Dino De Rosa, a Palermo c'ero io con il mister in seconda, insomma un po' quelli tra virgolette lasciati da soli erano quelli che abitavano fuori la parte occidentale, però sono ragazzi che comunque sia hanno lavorato perché eravamo monitorati tutti quanti allo stesso orario, quindi abbiamo fatto un lavoro buono, ma giusto perché poi in caso di una ripartenza non avremmo dovuto avere dei rimpianti o dei rimorsi, quindi poi con questo non significa che magari inizi a giocare e vinci sicuro, però hai provato a fare una cosa che ti può agevolare.